Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rosso Blu. Oggi è venerdì 26 febbraio, ultimo giorno di questa settimana e ultimo venerdì di febbraio. Iniziamo l'edizione odierna del notiziario dando i dati sul coronavirus che continuano a calare. Per fortuna in Sardegna sono diventati 40.957 in totale, mentre nelle ultime 24 ore l'unità di crisi regionale ha rilevato 80 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti poco più di 752.000 tamponi. L'incremento complessivo è di 3.556 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi, tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività del 2,2%. Si registrano altri 10 decessi, salgono dunque a 1.142 in tutto, mentre sono 229 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi. Sono invece 22 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.641. I guariti sono complessivamente 26.700, mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 223. Sul territorio dei 40.957 casi positivi complessivamente accertati, 9.700 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 6.565 nel Sud Sardegna, 3.470 a Oristano, 8.148 a Nuoro e 13.074 a Sassari. Ed è la stazione ferroviaria di Tempio Pausania con il trenino verde il luogo del cuore FAI, scusate, più votato in Sardegna al termine del 10° censimento nazionale. Si è classificata al 24° posto in classifica. Gli altri due luoghi in Sardegna, quelli più votati, sono stati la Torre di Marcedì a Terralba, giunta al 167° posto in classifica nazionale, e la villa per Michelangelo Antonioni a Costa Paradiso, Trita d'Agulto e Vignola, in provincia di Sassari, al posto numero 215. La stazione di Tempio si trova lungo la linea ferroviaria a scartamento ridotto che collegava la cittadina gallurese con Sassari e Palau. Oggi invece è collegata solo con Palau. L'edificio, costruito tra il 29 e il 31, conserva la struttura e gli arredi originari, così come le officine che vi sorgono accanto, un tempo adibite alla manutenzione dei treni e trasformate oggi in museo dell'antica officina ferroviaria. La facciata della stazione, rivolta verso il centro abitato, è ispirata agli stili Liberty e si caratterizza per un'accurata scelta dei materiali come il granito, il mattone e l'intonaco, oltre che per la raffinata pensilina in ferro battuto. La parte più suggestiva è la sala d'aspetto, decorata da un ciclo pittorico di Giuseppe Biasi, uno dei maggiori esponenti della pittura sarda del Novecento. Il comitato Amici della Stazione ha raccolto i voti per chiedere interventi di recupero sull'edificio, il restauro delle tele e la valorizzazione della stazione e della ferrovia storica percorsa dal trenino verde. E da Tempio a Cagliari, precisamente a Sant'Elia, la rigenerazione urbana di questo quartiere cagliaritano passa anche attraverso la tavola. C'è stato il primo incontro del laboratorio di cucina promosso dall'Accademia del Tumulto, l'iniziativa fortemente voluta dallo chef del Cagliari Calcio William Pizzalis, nato e cresciuto nel quartiere, rientra nel progetto più generale chiamato rigenerazione urbana. Due gli obiettivi: rivitalizzare gli spazi pubblici aperti e coinvolgere gli abitanti del quartiere di Sant'Elia. Il primo percorso è composto da 12 moduli in cui 8 abitanti del rione acquisiranno le competenze base per poter operare in una brigata di cucina, anche in vista di un eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Nell'iniziativa, che vede impegnati la Fondazione Giurini, la cooperativa La Carovana, la DSE, Fondazione per il Sud, Cooperativa Sant'Elia 2003 e Unione Cuochi Sardegna, sono coinvolti di volta in volta anche importanti nomi della cucina sarda. I partecipanti, spiegano gli organizzatori, apprenderanno la filosofia di una brigata di cucina, regole e disciplina. L'obiettivo delle lezioni sarà trasmettere, attraverso la pratica singola, la buona gestione della linea come la preparazione degli ingredienti, l'importanza di pulizia e igiene, manualità del taglio e infine l'abilità di preparazione.
Ritorna il premio ICNUSA, l'iniziativa che unisce la birra di Sardegna e l'Università di Cagliari per offrire agli studenti sardi un collegamento diretto tra mondo universitario e professionale. Il progetto non si ferma, nonostante la pandemia, anche quest'anno offre agli studenti guidati e coadiuvati da docenti ed esperti dell'azienda la possibilità di misurarsi nella realizzazione di un progetto di marketing, mettendo in palio un training virtuale di 2 settimane. Giunto all'11ª edizione, il premio, che in questi anni ha coinvolto oltre 600 studenti, è nato nell'ambito del corso di marketing tenuto da Giuseppe Melis alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e costituisce un appuntamento ormai consolidato del calendario dell'Ateneo del capoluogo, ben integrato con l'attività curriculare dei laureandi. Nel 2021 il progetto si svolgerà esclusivamente online ed è strutturato in diverse fasi. Si inizia praticamente oggi con un seminario in cui i giovani avranno l'opportunità di un primo contatto diretto con la realtà di CNUSA, approfondendo i contenuti di studio legati allo sviluppo e innovazione del marchio e al suo legame con il territorio della Sardegna. Successivamente i candidati, divisi in gruppi, svilupperanno un progetto di marketing sottoposto alla valutazione dell'azienda. Il prossimo mese, 25-26 marzo, la presentazione dei progetti ad una commissione composta da docenti e rappresentanti del brand e la premiazione finale. Il CNUSA selezionerà i 5 studenti che più si saranno distinti in questo percorso, offrendo loro la possibilità di svolgere 2 settimane di training virtuale in azienda. La partecipazione, che garantirà il conseguimento di 3 crediti formativi, è aperta agli studenti del terzo anno e magistrali dei corsi di laurea a indirizzo economico della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche, Politiche, nonché a quelli di Scienza della Comunicazione, Filosofia e Teoria della Comunicazione, Lingua e Traduzione, Lingua Inglese della Facoltà di Studi Umanistici. E parliamo di basket perché conclusa la finale di Coppa Italia CC, rituffa nel campionato e la Dinamo cercherà di gettarsi alle spalle proprio la delusione della Coppa Italia per consolidare il secondo posto in classifica, attualmente occupato da Milan e compagni, provando a vincere la partita contro Venezia in programma questo sabato, quindi domani alle 20 al Palaserra di Migni. A presentare la sfida con Venezia è il vice coach dei bianco-blu Edoardo Casalone, che dice vanno fatti i complimenti allo staff di Venezia, che anche quest'anno si è confermato tra le prime squadre del campionato, facendo la cosa più difficile insieme a vincere, ovvero confermarsi. Per quanto riguarda noi potremmo lamentarci perché in settimana ci siamo allenati a ranghi ridotti, ma in realtà siamo estremamente orgogliosi di quello che i tanti giocatori impegnati con le nazionali hanno fatto. Così le parole di Casalone riferendosi agli impegni delle qualificazioni agli europei che hanno visto protagonisti con le loro nazionali i bianco-blu Spissu con l'Italia, Benzius con la Lituania, Treyer con l'Estonia e Milan e Krusnin con la Croazia. Ha proseguito dicendo: se anche non arriveremo al meglio con qualche giocatore stanco per gli impegni o con qualche acciacco, la nostra filosofia rimane sempre la stessa. Non ci piangiamo addosso, giochiamo senza pensare mai di essere sfavoriti. Ci siamo allenati bene, questa squadra è formata da giocatori intelligenti che conoscono bene la pallacanestro e sono convinto che farà la differenza insieme al fatto di conoscersi bene. Siamo felici e orgogliosi di poter scrivere una nuova pagina di questa sana rivalità con Venezia, conclude il vice di Pozzecco. Parliamo di calcio e chiudiamo parlando del Cagliari, ma principalmente di un accordo commerciale, perché la società rossoblù insieme a Ryanair, il vettore aereo irlandese, hanno sottoscritto un accordo per voli charter sino al termine di questa stagione 2020-2021. Ryanair garantirà i trasferimenti aerei della squadra rossoblù in occasione delle prossime trasferte nella penisola. Annunciare questa collaborazione tra club e Ryanair ci rende molto felici. Queste le parole della responsabile marketing e comunicazione del Cagliari, Federica Vargiu. Si tratta di un legame del valore ancora più forte alla luce del periodo complicato che stiamo attraversando, nel quale risultano difficili anche gli spostamenti più elementari. Per questo abbiamo scelto un partner che ha un rapporto saldissimo con la nostra terra e che ha individuato la Sardegna come base operativa, evidenziandola una volta di più quale ponte verso la penisola e l'Europa. Le parole invece di Chiara Ravara, Head of Sales Marketing
di Ryanair che dice: in qualità di compagnia numero 1 in Italia, siamo lieti che anche il Cagliari Calcio, come tanti altri club del panorama sportivo italiano, abbia scelto di volare a bordo dei nostri aeromobili per le loro trasferte per il resto della stagione. Bene, era questa l'ultima notizia del TG di oggi, era l'ultima appunto di questo fine settimana. Io vi auguro un buon weekend e ci rivediamo lunedì. Grazie a tutti, buona giornata.